Anche ai deputati regionali e al personale dell'Assemblea regionale siciliana sarà applicato il sistema contributivo pro rata per il calcolo della pensione. Nei prossimi giorni l'ufficio di presidenza dell'ARS si riunirà per recepire le disposizioni del Senato, quel ramo del Parlamento per intenderci, al quale i deputati di Sala d'Ercole sono legati anche formalmente perché una legge equipara le loro indennità a quelle dei senatori. Un legame storico e lunghissimo quello tra Senato e ARS che potrebbe interrompersi bruscamente. Tra i vari argomenti di cui abbiamo discusso in Consiglio di Presidenza, spiega il deputato questore Paolo Ruggirello, c'è anche quello dello sganciamento dall'adeguamento automatico tra le nostre indennità e quelle dei senatori. Una modifica che sarebbe epocale quindi, ma che non escluderebbe nell'immediato la modifica del calcolo delle pensioni. Il presidente dell'ARS, Francesco Cascio, si dichiara favorevole all'adeguamento da parte del Parlamento regionale alle disposizioni assunte dall'ufficio di presidenza del Senato sull'applicazione del sistema contributivo pro rata per il calcolo delle pensioni dei deputati regionali e del personale. E prossimamente l'Assemblea regionale si adeguerà anche in materia di diaria ai parlamentari. In Senato è stata introdotta la penalizzazione pari a 1/30 della diaria in caso di assenza alle sedute delle commissioni. Al momento all'ARS la penalizzazione scatta soltanto in caso di assenza durante le sedute. La nuova disposizione sarà recepita nei prossimi giorni dall'ufficio di presidenza dell'Assemblea. Infine, non vi sarebbe nessun rischio per il pagamento di stipendi e tredicesime ai dipendenti regionali. Lo afferma il ragioniere generale della Regione siciliana Enzo Emanuele, che replica così alla nota della CGIL Funzione Pubblica. Le somme occorrenti per questi pagamenti sono state accantonate anche quest'anno come in passato, spiega Emanuele, e già oggi sono stati immessi nel circuito di pagamento i bonifici relativi. Le banche potranno cominciare a pagare i lavoratori a partire dai prossimi giorni.